Italia dei Valori parte dalle sue origini intanto, quindi rimane ed è quel partito della legalità e della questione morale che nacque nel 1998 a San Sepolcro, anche perché riteniamo che legalità e questione morali siano due temi fondamentali ancora oggi e non attuati. Italia dei Valori è un partito che oggi vuole stare vicino alla gente, tornare nelle piazze, parlare di argomenti e di questioni concrete. Noi sentiamo ogni giorno notizie di tutti i tipi, ma dei cittadini, dei problemi veri della gente non si occupa nessuno. Ed è per questo motivo che Italia dei Valori torna a scendere nelle piazze, a svolgere il suo ruolo. Tra l'altro noi abbiamo oltre 1500 amministratori in Italia, abbiamo radicati sul territorio i nostri sindaci, i nostri consiglieri, e quindi è da lì che vogliamo partire, dal territorio, dalle nostre presenze nelle regioni, per fare in modo che si possa rilanciare un'azione politica. Credo ci sia bisogno dell'Italia dei Valori oggi. Noi lo vediamo andando in giro per le strade, perché chi oggi si trova in Parlamento sembra lontano dai problemi della gente, sembra non capire che i cittadini non arrivano a fine mese. Noi saremo nelle piazze già a partire dal 2 di agosto.